il premio? Un ambiente più bello per tutti. Il Festival Terra Evolute entra nel vivo. Video, fotografie e disegni realizzati da oltre 300 bambini da tutto il Veneto sono stati visionati all'Oratorio Don Bosco a San Donà di Piave nell'ambito del progetto Acqua, Ambiente e Territorio alla scoperta del meraviglioso mondo dell'acqua. Lo scopo di primaria importanza: far comprendere ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria l'importanza del ruolo svolto dalle bonifiche idrauliche nel rendere le terre vivibili. Il progetto mira inoltre a sensibilizzare i giovani cittadini sull'importanza di una gestione attenta delle acque e del territorio e più in generale sulla necessità di rispettare l'ambiente. Un bambino che legge questo fumetto cosa deve capire? Che l'acqua è molto importante. Il nostro progetto appunto si chiama Ambiveneto e consiste nel spiegare che il terreno è importante e bisogna tenerlo sotto controllo. L'obiettivo era quello di far passare questo messaggio anche a casa. Portano a casa quello che fanno a scuola e la modalità con cui il lavoro è stato fatto ha sicuramente entusiasmato i bambini e ha dato loro modo di parlare a casa con i loro genitori di queste cose. E per i più grandi non sono mancate le iniziative rivolte verso l'alternanza scuola-lavoro. Presso la Sala Ronchi del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale sono stati premiati gli studenti degli istituti agrari e forestali del Veneto che per una decina di giorni hanno realizzato un progetto a tema ambientale o irriguo, avente come oggetto mutamenti climatici, corridoi ecologici e efficientamento idrico. Le scuole e i giovani sono il nostro futuro e quindi i consorzi di bonifica non possono non investire nel futuro. Questi 4 giorni di Terra Evolute è soprattutto un confronto sul territorio, quindi non ci sottraiamo al confronto sul territorio. Siamo talmente convinti delle nostre funzioni e delle nostre realtà che, ripeto, da impresa che dobbiamo essere, vogliamo investire nell'innovazione e nella formazione.